Un escursionista di Udine di 69 anni è deceduto sul Monte Paularo a quota 1900 metri a seguito di un malore. L'intervento del soccorso alpino della stazione di Forni e Voltri, della Guardia di Finanza e dell'elisoccorso avvenuto tra le 10 e le 14 non è riuscito a salvarlo. L'uomo stava salendo con la compagna e un amico quando, a circa 500 metri dalla vetta, si è accasciato. Nonostante il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione effettuate dal tecnico di elisoccorso e dal medico, veri cellati a terra, non è stato possibile rianimarlo. L'elisoccorso ha poi imbarcato la salma, una volta ottenuto nulla osta dal magistrato. Nel pomeriggio altri due interventi hanno impegnato i soccorsi nell'Alto Friuli. Sulla cresta del Monte Canin, a circa 2000 metri, un escursionista genovese di 55 anni si è procurata una lussazione al polso, è stata recuperata con il triangolo di evacuazione dell'elisoccorso e affidata a un'ambulanza per l'ospedale di Tolmezzo. A Tarvisio, infine, un ciclista del Gemonese, 56 anni, è caduto su una pista di Dove Hill, riportando la frattura di tibia e perone ed è stato recuperato e assistito dall'ambulanza.